2.751, l'ultimo dato relativo ai tesserati di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso, un dato che sancisce il sorpasso sulla Lega, ferma a circa 2.300 e che brucia gli alleati del Carroccio nella provincia più leghista d'Italia. Esultano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, anche per il risultato a Treviso città, 350 tesserati, numeri che già alle ultime amministrative hanno portato in giunta 2 assessori. Crescono i tesserati, nella città di Treviso i numeri sono cresciuti tantissimo, vuol dire che l'apporto che stiamo dando anche come amministratori penso, ma come iscritti, come tesserati, sta lavorando nella giusta direzione. Non mi interessa i numeri degli altri, guardo ai nostri e la crescita è significativa e continuiamo a lavorare così. Chiusa la stagione del tesseramento parte quella dei congressi, un calendario ufficiale ancora non c'è, ma probabilmente il provinciale dovrebbe tenersi entro fine novembre. In seguito si voterà per il congresso regionale ed i numeri raggiunti dagli iscritti inorgogliscono il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, che non ha mai fatto mistero del desiderio del partito di puntare per il 2025 al vertice della regione, a scapito dell'alleato leghista. Io non faccio mai paragoni interni, a me quello che interessa sempre è che Lega più Fratelli d'Italia, più Forza Italia, più centristi facciano sempre il 51, lo dico sempre, lo dicevo anche quando noi eravamo piccolini, a maggior ragione adesso che siamo un po' più grandicelli degli altri, ma la politica è fatta di evoluzione, oggi magari a noi, domani a un altro, e quindi l'importante è essere sempre alternativi alla sinistra e avere sempre un voto in più della sinistra, che rappresenta una parte di mondo che a noi non piace.